Più di 100 squadre iscritte, condizioni meteorologiche meravigliose e tanto divertimento, dentro e fuori dal campo. Nello scorso weekend a Casalserugo, in provincia di Padova, si è tenuta la terza edizione della Veneto Green Cup, il maxi torneo sull'erba a bacino regionale. Questo torneo nasce dalla forza di 5 persone che lavorano da gennaio per preparare tutto il torneo e un'altra trentina di persone che a pioggia lavorano un po' nell'ombra per organizzare il tutto, dal montaggio delle reti al montaggio delle linee, dei pali, alla ricerca di sponsor e quant'altro. E la fortuna quest'anno è stata quella di avere la partnership sia dell'RA, della Banca di Credito Cooperativo e della Carrera e anche della Vodafone che sono presenti qua con il loro stand. Questo ci ha permesso di poter ampliare il raggio d'azione per pubblicizzare il torneo e farlo diventare sempre più grande, insomma. La Veneto Green Cup è giunta soltanto alla terza edizione, ma può già vantare un trend di crescita invidiabile. Quest'anno siamo arrivati a 105 squadre in totale, suddivise per le 3 categorie. Vantiamo 55 misti e il resto sono divisi tra maschile e femminile. Peraltro quest'anno anche il livello si è alzato notevolmente, abbiamo diversi giocatori anche di B2, B1, una ragazza di A1, insomma, quindi il torneo si sta alzando notevolmente anche da questo punto di vista, insomma. Ma qual è il segreto di così tanto successo? Divertimento sì, ma anche precisione ed organizzazione nella fase agonistica. È bello che qui si gioca tanto e sicuramente il fatto di giocare 3 set è un valore aggiunto e cerchiamo con gli orari di essere tutti puntuali, di fare le cose il meglio possibile e finora ci siamo sempre riusciti, la gente continua a venire, vuol dire che insomma la parte sportiva c'è. Non solo pallavolo sull'erba però, tanti microeventi ed una grande festa organizzata il sabato sera. Sabato sera abbiamo organizzato uno schiuma party presso la discoteca In Bloom e per dare un livello aggiunto al torneo e anche per aggregare questi ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione, perché è stato un momento, diciamo, per stare in compagnia e per divertirsi, perché oltre all'aspetto agonistico ci vuole dell'altro. Ma andiamo a capire da dove provengono gli atleti della Veneto Green Cup e qual è dunque il bacino di riferimento della manifestazione. Il torneo nasce come torneo regionale, ovviamente prende principalmente il bacino di Padova, però quest'anno direi un 75% sono provenienti dalla provincia e il resto fuori provincia. Abbiamo un buon bacino di utenza da Venezia, Vicenza e qualcuno anche da Belluno e qualche squadra comincia a essere anche extra regionale. Quest'anno addirittura da Bari abbiamo una squadra, Monferrato, qualcuno da Milano, insomma ci stiamo ampliando. Alla Veneto Green Cup quest'anno si è toccato il picco di iscrizioni e l'area adibita al campeggio ha registrato il tutto esaurito. Vuol dire che c'è voglia di questi tornei che abbiamo centrato nel segno, diciamo che siamo anche in un periodo giusto perché a giugno sono finiti i campionati e c'è ancora la voglia di organizzarsi per giocare, per divertirsi e per stare all'aria aperta. La possibilità l'abbiamo avuta appunto dal Casalserugo, abbiamo avuto questi spazi fantastici, per il campeggio infatti è tutto esaurito, significa che la gente ha piacere ed è perfetto così, insomma. Il torneo è stato inserito all'interno della Festa dello Sport di Casalserugo. Un bellissimo evento in un posto bellissimo come potete vedere, perciò sono orgoglioso di avere a Casalserugo la Veneto Green Cup. Ed ecco infine quali sono i progetti della Veneto Green Cup per il futuro. Crescita costante e tanto divertimento. Terza edizione è un bel torneo, alla fine cerchiamo di crescere sempre di più perché chi non cresce muore e noi invece non ci teniamo a morire, vogliamo continuare e fare sempre meglio.